Bentornati amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video continuiamo a vedere il campionato statunitense, come sta andando. Nel video scorso avevamo visto il grande Robson che aveva fatto un'ottima vittoria contro Narodischi e qui possiamo vedere i risultati del primo turno. Abbiamo avuto un Wesley So contro Xiong, hanno giocato in casa, hanno pareggiato. Tra l'altro dovete sapere che in questo torneo, secondo il bando, secondo il regolamento, non è possibile fare patta d'accordo, quindi non può a un certo punto svegliarsi un giocatore e dire patta, ma devono per forza fare semmai patta sulla scacchiera tramite ripetizioni e altre cose. Bruson Battista Lazaro contro Caruana patta anche per Sevian Samuel contro Shankland. Patta, una serie di patte. Dominguez Leiner contro Lenderman, Alexander Narodischi, Robson nella partita che abbiamo visto, e Burke contro Schwerz, c'è stata una vittoria, quindi quasi tutte patte. E quindi andiamo a vedere quindi il secondo turno. Teniamo sempre d'occhio il nostro amico Robson che in questo secondo turno gioca col nero, giustamente una volta giochi col bianco, una volta giochi col nero e viceversa, e andiamo a vedere questa partita giocata contro Sevian Samuel. Di punteggi sono all'incirca lì, 2654 il bianco, 2669 il nero. Si parte. D4, cavallo F6, avete notato che è ad alti livelli? Si vede poco giocare subito D5. C4 e 6, probabilmente il nero si sta preparando proprio per la Nizzo indiana che viene giocata tantissimo ad alti livelli. Cavallo F6 per evitare la Nizzo indiana. Vediamo se diventerà una Bogo indiana. D5, difesa classica. Siamo all'interno del gambetto di donna rifiutato. Adesso rifiutato. E alfiere B4 sembra una sorta di Nizzo indiana, ma è strana. Questo tipo di difesa si chiama difesa Ragozin, che deriva dal nome del gran maestro sovietico che è stato fortissimo, ha battuto Lasker. Capablanca è riuscito a fortuna a strappargli una patta per ripetizione di mosse, è stato veramente un grande campione. Alfiere B4 è interessante, un po' come anche la Nizzo indiana. Il nero ha posizionato i suoi pedoni sul bianco, dunque il suo alfiere più forte è quello camposcuro e sembra intenzionato a darlo via, quindi una difesa veramente particolare. C per D5 e per D5, e adesso, secondo la teoria, chiaramente questa non è la difesa più forte in assoluto per il nero, ci sono altre che a livello statistico garantiscono al nero maggiori risultati, ma come chi ci segue anche su Instagram lo può sapere, abbiamo fatto vedere un video di Carlsen dove dice che nei match, nei campionati, spesso giocatori di questo livello si preparano delle novità teoriche o comunque delle linee secondarie proprio per cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Io sono certo che Robson si sia preparato questo tipo di linea, che tra l'altro utilizzava molto anche con Korchnoi, quindi insomma anche giocatori fortissimi. E qui appunto secondo il motore E3, donna B3 e alfiere G5 sono tre possibilità. Sicuramente magari prima di giocare 3 sarebbe bello tirare fuori questo alfiere. Dove metterlo? Diciamo che siamo un po' in dubbio tra metterlo in F4 e in G5. E3 ovviamente non lo prendo neanche minimamente in considerazione. E qui il bianco decide di metterlo in F4 con piccola imprecisione. Sarebbe stato migliore G5. E visto la barra lato della valutazione, guarda come si muove. Siamo a un più 0,22, praticamente posizione di pareggio. Dopo questa mossa, tac, sale nel favore del nero. Perché? Sarebbe stata più precisa alfiere G5 perché avrebbe inchiodato il cavallo in F6, che ora invece questo cavallo è libero di muoversi e va in E4. Inchiodatura e doppio attacco su questo cavallo che deve essere difeso, viene giocato torre C1 e a questo punto un'altra mossa. Qui che cosa avresti fatto? Avresti arroccato, avresti cercato di sostenere magari C5, magari C6, magari avresti tirato fuori questo alfiere. Nulla di tutto questo, queste sono mosse troppo puerili. Viene giocato, amico mio, cavallo C6. Oddio, anche il computer non è d'accordo, e visto come è scesa la barra
Non ti so dire il perché di questa mossa, altrimenti sarei un gran maestro, ma non ti so dire veramente. Forse per cercare di chiudere gli attacchi a raggi X su C7, questa è l'unica cosa che mi viene in mente, ma è stata veramente una mossa particolare. E ora, normalmente, se fossimo nei panni del bianco, ora che cosa giocheremmo? Giocheremmo E3, che non è la mossa che è stata giocata, però voglio farti immaginare. Per esempio, qui se il bianco gioca E3, per esempio, guarda la barra, guarda come va a favore del nero, perché ci sarebbe questa bellissima spinta G5. Valla a pensare in partita, perché? Perché ora l'alfiere, se va qui, glielo catturiamo subito con il cavallo e perde la coppia di alfieri. Quindi il bianco deve cercare di non perdere la coppia di alfieri. Se va in G3, può perdere subito l'alfiere dopo il cambio, ma c'è di meglio, c'è H5 con lo scopo di andare su H4 e l'alfiere non può, per esempio, crearsi un buco tramite H3 o H4 perché non appena gioca H3 con l'idea di ritirarsi verrebbe immediatamente catturato dal nostro cavallo e qui la situazione del bianco sarebbe tragica con un meno 0,60/0,70 meno 1, ok, ci ha ripensato il computer, quindi la posizione qui sarebbe tragica. Detto ciò, il bianco si rende conto di questa possibilità, non gioca subito E3 ma gioca cavallo in D2, togliendosi dall'inchiodatura e allo stesso tempo minacciando di cambiare questo cavallo che ha veramente rotto le scatole. La partita continua comunque con G5, ormai il nero ha detto basta, io gioco il tutto per tutto, voglio giocare d'attacco, probabilmente non voglio roccare corto perché mettere il re qui non avrebbe alcun senso e ora ritirata d'alfiere, secondo il computer in G3 sarebbe meglio, ma il bianco si ostina a non voler dar la coppia di alfieri, gioca alfiere in E3. Mossa molto coraggiosa, blocca il pedone in E3 e qui ho evidenziato in rosso i pezzi del bianco tutti vicini e compatti e in blu invece i pezzi che sono un po' più armoniosi e respirano, che sono i pezzi del nero. Come dice il grande Niccolò Napoli, dice se tutti i tuoi pezzi ti stanno in una mano vuol dire che c'è qualcosa che non è andato bene all'interno del tuo sviluppo e qui i pezzi del bianco sono veramente troppo raggruppati. È il momento ora di semplificare. Cavallo per C3, B per C3 e alfiere D6. Analizziamo la situazione, struttura pedonale del nero. Ok, questi pedoni si potranno magari unire, potrebbe uscire fuori una struttura pedonale di questo tipo. Da parte del bianco si è venuto a creare un pedone isolato che potrebbe essere preso di mira. Qui c'è una bellissima casa che potrebbe essere controllata, mi viene in mente A6, B5, cavallo in A5, cavallo C4 e quindi il nero secondo me ha un pochettino più di prospettive, anche perché adesso il bianco deve riuscire a sviluppare questo alfiere e penso che la manovra più veloce sia con G3 di metterlo in fianchetto, ma giocando G3 non faresti altro che invogliare il nero a buttare lo stormo di pedoni contro di te, quindi non è una situazione facile da giocare. Andiamo a vedere come è continuata. Qui viene giocata H4, ottima mossa, e il nero gioca alfiere F4. Che cosa sarebbe accaduto se il nero avesse accettato questa cosa? Semplicemente il bianco avrebbe respirato un pochettino con cavallo F3 e alla fine si sarebbe ripigliato il pedone. Ma non ha giocato in questo modo, ma alfiere in F4. Ora, qui bisogna essere veramente dei cervelloni per trovare una mossa di questo tipo. Alfiere F4. Alfiere F4. Cosa accade se ora il bianco cattura? Ed è così che va la partita. Guarda che cosa succede. Bam! Pedoni doppiati che sono una debolezza, sono d'accordissimo, ma il pedone F4 vale per tutte le future debolezze, tutte... Guarda quanto è forte, impedisce lo sviluppo dell'alfiere in F1, non si può giocare G3, altrimenti catturo e questo pedone è stradebole, qui mamma mia il nero ha vinto. Se giochi E3... ancora una volta ti catturo e qui hai 2000 debolezze, io ti posso entrare in 200.000 modi. E se ti dico che la partita è andata proprio così, su F4 il bianco decide di giocare 3 per sviluppare in qualche modo quell'alfiere e adesso cattura
E qui ci sono varie entrate, donna di 6, si può attaccare in mille modi, il nero decide anche torre G8, può essere interessante per creare pressione, qui invece il nero decide di giocare donne 7 con attacco diretto, dietro tra l'altro c'è il re, quindi fa ancora più male questo tipo di attacco e bisogna difendere quel pedone. In che modo? Grazie a donna in F3. Tra l'altro, la donna in F3 voglio farti notare che attacca il pedone di 5, che al momento è rimasto scoperto. Tuttavia, Robson dice: io gioco alfiere di 7 per fare un arrocco lungo, non puoi catturarmi questo pedone, altrimenti perdi il pedone in E3 con conseguenze veramente catastrofiche, perciò Re F2 per proteggere il pedone in E3 e per andarmi a pappare il pedone di 5. Ora è interessante. Che cosa giocheresti? In che modo si difende quel pedone? Dovresti muovere alfiere 6, però avresti perso un tempo perché hai fatto alfiere di 7 poi alfiere 6. Dovresti portare la donna a difendere quel pedone, però non so quanto ne valga la pena. Allora Robson sceglie la scelta più pratica: sacrificio di pedone. Sacrifica il pedone per un rapido sviluppo e ovviamente il bianco non vede l'ora di approfittare. Chiaramente quando un gran maestro, un super gran maestro ti cede un pedone così, un pochettino si sospetta. E guarda il bianco, guarda il tempo del bianco, siamo a 50 minuti dopo questa mossa, bam, è sceso a 30 minuti, 20 minuti per questa mossa che è molto impegnativa. L'asticella è a favore del nero, parità, situazione di parità. Guardiamo i pedoni, abbiamo 5 pedoni per il nero, 6 pedoni per il bianco, dunque come sappiamo un pedone può fare la differenza a quei livelli, quindi d'ora in poi la strategia del bianco sarà quello di cambiare le donne e vincere la partita. È il turno di Robson che gioca torre in H, va in G8. Donna ne 4, ma va? Vuoi cambiare le donne? Ma sai che non l'avrei mai detto? Attenzione ora! Attenzione ora! Che cosa faresti qui in questa situazione? Sposteresti la donna, la difenderesti, metteresti una torre dietro? A livello così istintivo. A livello istintivo a me viene da togliere la donna, non so, fare scacco, attaccare un po' di punti deboli, dare problemi. Qui il nostro amico Robson gioca una mossa che gli fa perdere gran parte del vantaggio. Guarda l'asticella del nero dopo alfiere in E6. Tac. Questa mossa è particolare. Sì, è vero, questo alfiere mira a 2, ma il nero non vorrà mai catturare quel pedone perché non farebbe altro che aprire una colonna contro il re. E qui ci sono i pedoni che possono andare a dar fastidio, possono creare attacchi doppi, forchette, robe varie. È una mossa particolare, sicuramente ha il suo perché, anche se la mossa tra l'altro migliore consigliata dal computer è proprio donna 3, che farebbe mantenere un pochettino di vantaggio al nero. Alfiere 6 abbiamo detto viene giocata e ora alfiere in 2. L'idea è quella di finalmente mettere in collegamento le due torri e creare una batteria di donna e alfiere che puntano a raggi X su B7, praticamente inchiodano il cavallo del nero in C6. È il momento di F5. La donna si deve togliere e va in F4. È il momento di continuare l'attacco in qualche modo. Donna G7, attacco su quel punto. Ora bisogna difendere quel punto. Se ti chiedessi così, dimmi la prima mossa che ti viene in mente per difendere quel punto, sono certo che avresti detto torre in H va in G1. Beh, mossa assolutamente ci sta. È la prima che viene in mente, secondo me anche la più logica e anche consigliata dal computer. Qui il bianco, ahimè, fa un'altra scelta. Torre in H2. L'asticella pende per il nero. L'idea è quella di creare una sorta di arrocco manuale o comunque un buco sicuro per il re bianco. Il problema è che poi questa torre è malmessa. Questa torre è malmessa. Come la porti in gioco? Non puoi giocare H3 altrimenti ti prendi il matto. Per liberarla sulla seconda traversa dovresti togliere questo pedone, questo re, questo alfiere, questo cavallo, ed è lunga, quindi questa non è stata una buona mossa, però sai, a quei livelli, soprattutto
giochi contro persone fortissime, ci sono in palio centinaia di migliaia di dollari, c'è la pressione, inizi a vedere anche cose, fantasmi. In questa partita ci sono state tante mosse strane che forse bastava giocare semplicemente e si sarebbe risolto tutto. Questa è una di quelle mosse. Segue cavallo in E7, riposizionando il cavallo su una casa fortissima, dove da lì ha sotto controllo un sacco di pezzi del bianco, e finalmente il bianco ha ottenuto il suo obiettivo, quello di mettere il re al sicuro. Ma è veramente al sicuro il re in quel punto? Cavallo D5, la donna si deve spostare, va in F2 dove tiene sotto controllo un po' di punti, e adesso donna H6, aumentiamo la pressione su quel punto che, amico mio, è praticamente indifendibile. Se ora il bianco prova a difenderlo con torre H3, dimmi un pochettino qual è la mossa che fa vincere il nero. E la mossa è F4, si minaccia un attacco doppio, c'è una scoperta qui e la partita è praticamente finita. Qui salta qualcosa. Dunque non si può giocare in questo modo, questo pedone è perso, perderlo per perderlo. Il Sevian decide di attivare un pochettino i propri pezzi, e adesso, dato che il nero ha più chance, guarda, ha un sacco di obiettivi d'attacco, ha un sacco di robe da fare, F4, liberare i pezzi, mettere la torre su un'altra colonna forte. Essendo che il nero sa di essere in vantaggio, non va con la donna, non vuole cambiare i pezzi, ma vuole conservarsi la possibilità di vincere la partita. Tra l'altro ora si minaccia il doppio su G4, cavallo G5, disconnettendo la connessione fra la donna e il cavallo. Adesso il cavallo è sotto attacco da parte della donna, e il cavallo ancora una volta va lo stesso in G4, attacco doppio. Il bianco è obbligato questa volta a dare l'alfiere, e adesso ci troviamo di fronte a questa situazione. Questo pedone può risultare una debolezza. Ora se il bianco dà il cavallo, donna per, e magari il nero riesce a giocare H5, riesce a consolidare un po' la posizione. Segue torre in E1, aumentando l'attacco su questo alfiere che deve scappare. E ora, anche qui ancora una volta d'intuito, due case eccezionali per l'alfiere sono la casa D5 e la casa C4, però è facile parlare da fuori, è sempre molto facile, ancora più difficile stare da dentro. Robson decide di giocare alfiere D7. Adesso ti dico anche qual è la motivazione di questa mossa che gli fa perdere grandissimo vantaggio. Alfiere D5 sembra una mossa così naturale, anche alfiere C4, l'alfiere si impianta lì, è praticamente inattaccabile. La paura di questa mossa era semplicemente donna F5 con l'idea di prendersi, guadagnare un pedone. Il problema qual era? È che ovviamente ora non si può tornare indietro con l'alfiere, perché l'alfiere sarebbe super catturato da 2000 pezzi, bisognerebbe togliere il re, il bianco si prende il pedone, però su questa cattura abbiamo visto, il computer ha visto che c'è donna C6 che è una mossa devastante, super attacco sul punto G2, mega inchiodature, si minaccia anche H6 e qui la posizione sarebbe assolutamente sbilanciata. Bisogna avere fegato, bisogna avere veramente tanto fegato. Qui Robson non se l'ha sentita, ha giocato alfiere D7. Io voglio mantenere il pedoncino e voglio impedire alla donna di venire su F5. Segue G3, finalmente, attenzione, finalmente questa torre vede uno spiraglio di luce, e adesso torre in G va in F8 minacciando la donna che si sposta in D2, tenendo sempre un pochettino di punti, tenendo il proprio cavallo e minacciando anche a raggi X la donna, che si sposta in D6 attaccando il punto G3. Cavallo in E4, ottima difesa, non solo si difende il punto ma si contrattacca. La donna si deve spostare in G6 e adesso torre in F2, e qui c'è una mossa che praticamente riporta la posizione in piena parità. Qui che cosa sta facendo? Cosa sta cercando di fare il bianco ancora una volta? Sta cercando di cambiare i pezzi, vuole pareggiare la partita, è consapevole di avere una struttura pedonale inferiore, ha 3 isole di pedoni contro solo 2 isole da parte del nero, e non lo so, qui io preferirei molto essere il nero, e quindi vuole cambiare i pezzi, e qui Robson gioca alfiere C6 permettendo questo cambio che permette di andare in parità. Forse il computer dice sarebbe stata più produttiva giocare torre F3 e in caso di cambio dopo re F2
A questo punto si può giocare alfiere C6, la torre in ottava e si può continuare a aumentare pressione. Ancora una volta siamo in uno di quelle partite dove se perdi un pedone puoi perdere la partita se non trovi subito il compenso. Quindi il nero non se l'è sentita di fare una mossa impegnativa di questo tipo, non che non l'ha vista, non se l'è sentita. Quindi alfiere C6 e adesso segue il cambio di torre. Questo alleggerisce la posizione che diventa subito praticamente pari. Dopo torre per F8 siamo in una situazione praticamente di parità. 0,20, 0,30, comunque parità. Al di sotto del 0,50, 0,60 è tutto parità. D5. E adesso, ancora una volta, dove lo ritireresti questo alfiere? Ma anche qui bisogna pensarci. A distinto, io direi subito, cazzarola, se vado qui magari mi arrivano sti pedoni qui, se arrivo qui, beh, è inutile, magari dopo pedone qui la donna c'ha un po' di attacchi doppi, subito così verrebbe da dirmi alfiere di 7 che sarebbe stata la mossa migliore. Ancora una volta viene giocata alfiere B5, guarda l'asticella del nero, zac, sotto. Perché? Perché questo alfiere è più attivo sicuramente qui, incita in qualche modo anche questo tipo di avanzata, chiaramente deve essere sostenuta, ma vediamo ora come gioca il bianco. Gioca donna di 4 dove si sostiene il cavallo, la torre è pronta per andare in B8 dove attacca l'alfiere, dove attacca il re e tra l'altro ora si sostiene anche questo tipo di iniziativa. Attenzione! Ora non bisogna permettere questa mossa perché ci sarebbe troppa pressione sul nostro re. Tra l'altro si attacca anche qui. Donna B6, unica difesa a tutto ciò, cavallo C5. Ora la partita si è quasi ribaltata. Chi è che ha l'iniziativa adesso? Chi è che sta attaccando? Il bianco che non vede l'ora di giocare ancora un torre B8 attaccando il punto B7 e chiaramente la donna. L'unico modo per uscire via da tutto questo è tramite alfiere D7, così la torre non può andare su B8 e torre F1 chiedendo il cambio. Il nero si sottrae. Torre F6 attaccando la donna, attenzione la situazione è critica, donna B1 scacco e ora qui praticamente siamo in una sorta di perpetuo, anzi è l'unica perché altrimenti ti puoi beccare matti o cose molto 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 brutte. Torre F1 e qui i giocatori praticamente fanno il perpetuo andando così a pattare. Torre F1, donna B6 e la partita finisce patta. È stata una partita che è stata sempre nelle mani del nero, ma ha avuto quei 2 o 3 punti dove poteva osare. Ha osato in apertura, ma è molto più difficile osare nel medio gioco e nel finale, perché se osi in apertura, sai, magari nel corso della partita riesci a avere il compenso, vantaggio di sviluppo, vantaggio di spazio, eccetera. Nel medio gioco e nel finale, se perdi quel pedoncino, ti può costare veramente la partita. Quindi un altro mezzo punto per Robson che conduce la classifica e allora ci vedremo poi nel terzo turno. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!